destination unknown, known, 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 known. Burning away all impurities, learning to heat the iron and folding and refolding the blade form, bringing beauty and strength to, and learning how to temper the blade with clay and with water. All may be too slow, and the cutting edge will be soft, and the blade will shatter a dull problem. A sword that can cut the clouds in flight. Capable of firing at a rate of over 200 rounds per minute, with its rotating barrel and hand-cranked automatic reloading system, this gentleman is the Gatling machine gun. Created by renowned inventor Dr. Richard J. Gatling, his gun is the finest weapon to provide a continuous high rate of fire without pause for reloading. With Gatling guns in your arsenal, a crew of just 4 can do the job of 4 trained riflemen, reducing the cost of your army and at the same time increasing its effectiveness. And all through American ingenuity. Well, gentlemen, are you ready to sign? Ok, controlliamo subito come siamo messi. Oh, adesso sono tutti gialli e verdi. Ma io come le sto tenendo le tasse alte, no? Vedi? Vabbè. Vediamo se riesco. Adesso dovremmo essere in 2 eserciti, in teoria. Sono tutte navine del cazzo, Piero. Io non posso bombardare perché ho finito i movimenti. Non posso bombardare. Poi... Ok, se andiamo a vedere di catturare queste 2 regioni. Qui come sono messi gli eserciti? Abbastanza di me. Perfetto. Io Pietro li vado avanti a reclutare, anche se dovrei fare anche qualche costruzione, ma adesso ho bisogno di avere un po' di sostanza di eserciti. Ok. Fammi un cannoncino a un'unità leggera. Quando è che mi darà più 1 di felicità? Altri 2 turni. Ok, andiamo avanti. Vabbè, Piedroli, siamo talmente in vantaggio, perché adesso praticamente cosa è successo? Perché ho saltato un po' il video. Avevate visto che c'erano qua i cosiddetti, non so come cacchio si chiamino, che avevano attaccato quella città, quell'isolotto dove io voglio andare a conquistare. Hanno perso praticamente, sono di ritirata e adesso questi coglioncini qua vogliono riattaccare. Io sono lì, sono miei alleati, quindi sono stato coinvolto in guerra. E direi che la faccio, diciamo, così, subito. Questi non dovrebbero essere i miei, vabbè. Così adesso vediamo se al prossimo turno vado a conquistarlo io. Conquista easy. Vedete i miei alleati che mi stanno dando una mano. Accordo commerciale sospeso. Il nostro shinobi è stato individuato. Oh, missale di grado. Missione assegnata. Senza un gran signore di guerra. Guidate... No, guida il morale di tutto l'esercito. Elimina un generale in battaglia. Vabbè, se mi capita l'occasione. Qui facciamoci questa conquista easy easy. Perfetto. Andiamo a quota 11. Unico piccolo problemino è che qui c'è la polizia. No. Adesso faccio così e la costruisco.
Perché mo qui adesso c'ho un +1 con 15 di esercito dentro. Che due maroni, che drolino. Quindi mi devo tenere bloccato qua l'esercito per un po'. Vabbè. Intanto ci lascio una navina. E il resto me la porto via, che vado a fare un po' di pulizia intanto. Di tutte queste navi che vengono qui a rompermi le balle. Ok. Qui continua a esserci poco esercito. Qui però ce n'è. Qui veniamo a vedere anche di qua cosa sta succedendo. Ok. Qua su non sono molto difeso, ma andiamo avanti a reclutare. Facciamo anche un pochettino di agenti in più che non fanno mai male. Allora, qui c'ho i miei Shinshinichi che mi tengono a bada. Ma come siamo messi? Posso upparne qualcuno? Allora, +5 alla probabilità di successo di questo agente, +1 al sotterfugio negli assassini, +10% alla probabilità di fuga. Questo va meglio sicuramente. Allora, +1 allo 0 nella conversione delle province, +1 alla felicità nelle province in cui si trova quest'uomo, cosa molto buona, +1 allo 0 nel persuadere le truppe, -15 al costo delle azioni di quando fallisci. Allora, intanto mi faccio questo, e mi serve gente che mi tiene a bada, che mi tiene a bada tutti, che mi tiene a bada, diciamo, le province. Ok, va bene così. L'altro invece? Questo lo sto facendo assassino. No, glieli tengo i punti, questo qua piaderone. Ok. E adesso abbiamo un buon +3. Qui mi continuano a bombardare, porca boia. Ma non posso sistemarlo. Immagino che saranno anche incazzati. Sì. Vabbè, passiamo piaderone. Scontento in crescita. Ma che domaroni. Merda. Oh, ho buona notizia. -1. Ma cos'è che aumenta? Dovrebbe diminuire, puttana voi. Previsto -4. Ci faccio 2 unità, anche qua ancora. Ok, allora, cominciamo ad avere problemi di dindi. Qui siamo a un buon +8. Che adesso dovrebbe calare in tempi brevi. Giuramento di -1 previsto -2, adesso questo salirà, porca boia. Però questo dovrebbe diminuire. Vabbè, tanto reclutiamo, ne approfittiamo. Qui ho l'esercito pieno. Allora, facciamoci un paio di unità, dopo le congelerò. Allora, cominciamo a fare un po' di pulizia adesso con la mia flottina. Ah, posso fare un altro di là. Ok. Così comincio a fare un pochettino di casino. Allora, qui veniamo giù ad assediare qua. Ad assediare questa città qua. Guarda come stanno reclutando questi, come degli assassini. Okay. Ah, ma anche tu c'ho da upparti, ma non so in cosa, aspetta che sali di livello. Ok, qui c'ho 3 unità che posso togliere.
Merda. Raduniamo un po' di gente qui. È ora che vado avanti a truppare come un assassino. Qui c'è un +1. Vieni anche tu qua. Ci vai da solo. Ok. Anche adesso a fare questa conquista qui, Piederoli mi sono bloccato tutto questo esercito qua. Per un po'. Ok, qui c'è il generale da una vita da mettere a posto. -7 al raggio di movimento nella campagna di tutte le unità comandate da quest'uomo, quindi non mi piace. +1 al morale per le guardie del corpo di quest'uomo. No, faccio questo. Allora, +1 al comando quando difende, +3 all'attacco ravvicinato delle guardie del corpo di quest'uomo, +1 al comando quando attacca, +6 alla precisione per le guardie del corpo di quest'uomo. E bisogna valutare anche in funzione poi degli altri punti. Consente le battaglie notturne, probabilità di individuare agenti. Mi sa che arrivo da qua. Poi, questo cos'è? +1 al comando quando difende, consente l'abilità fino alla morte. Ok, vado giù per questo ramo qui e aspetto un altro livello. Per sbloccare l'altra fascia, Piederoli. Boh, direi che possiamo andare avanti. 1700 a turno, ero partito a 5000 però. Oh, ci facciamo anche una bella battaglietta in questo capitolo, così dopo lo posso chiudere. Buono, eccoci qua. Allora, buon clima. Vediamo un po' di radanarci in modo tale da riuscire ad approfittare bene. Ah, non ho cannonau, sì, c'è questi, ma che fanno abbastanza merda. Vabbè, li mettiamo comunque qui, belli nascosti dietro. Ok. Allora, io adesso mi metterò in mezzo le mie unità da corpo a corpo. Non mi ricordo, loro sono cavallerie. Vabbè, poco male, arrivo con la mia cavalleria. Che le metto qua in mezzo. Che male che vada li mando in avanti a prendere la carica, perché qualcuno arriverà sicuramente. Questi due li metto qui davanti a fucilarli, per bene. Poi le mie cavallerie le metto nascoste qua a sinistra, a destra, che facciamo una bella azione di cerchiamento. I miei due generali li tengo qua al sicuro. Qua in campo aperto ci metto le mie fanterie con fucili. Con magari dietro uno di questi, che è meglio forse. I lancieri più deboli. E qui davanti, che dopo sposto in avanti, mi ci metto gli altri miei fucilieri. Ok, dimenticato niente, no? Direi. Cannonau. Posso mettere anche un pelo più avanti, così sono un pochettino più digitata, anche se non ammazzano neanche sotto tortura. Direi che possiamo partire. Il nemico si avvicina, signore. Dovete respingerli. Ok. Adesso questi li metto praticamente più davanti. Questi li metto qua. E questi me li metto qua di lato. Ok. Ah, c'hanno i cannoni anche loro, giustamente. Adesso qui devo capire cosa vogliono fare. Sì, vai con la mira di merda. Poi venite qua che fate azioni di accerchiamento. Con anche dietro il buon lanciere. E in generale ne metto uno qua in mezzo agli alberi. Anche loro in quanto a mira Piederoli non vanno mai. E uno qua.
che tiene sul morale delle truppe. I miei cavallini li mettiamo qua a filo bosco, che non li faccio vedere. Ok, ragazzi, sono tonici, eh. Allora, come siamo messi? Sono cannoni di legno, vero? Sì. Non sto neanche a spostarmi, non mi fa neanche paura. Ok, adesso lo lascio un po' riposare. Qui abbiamo una cavalleria qua. La cavalleria me le sta portando lì a sinistra. Quindi venite anche voi a sinistra. Gli altri cavallerie non ne ho più, no. Ma quante morti hai fatto? Un cazzo. Beh, direi che non c'è male. Sai che qui... Ok, via. Ok. Cioè che la cavalleria le ha già mandate a morire. Oh. Già mandate a cagare. Poi rimettetevi in posizione. Poi mettetevi qua su. E lanciera li facciamo prendere la carica. Ok. Qui siete troppo distanti. Anche voi. Si faccia una bella carica. Quel maledetto nemico vi ha teso un'imboscata, signore! Che bordello. Via. Ok, qui sta andando bene. Signore, temo che il vostro generale corra un pericolo mortale. Ok, qui sta andando bene, qui sta andando bene. Via. Beh, non siamo messi male, Pedro. Ma perché ce l'hanno? Allora, vado là. Ok, qui sta andando bene. Qui vai a dare una mano. Qui vai a dare una mano col morale. Vecchio qui. Piuttosto. Sono un po' concentrato, Piederoli, scusate perché c'è un bordello qua. Ecco i ninja! Guarda che botta che mi ha dato. Oh, ho avuto un po' troppa perdita, però non dovrei aver perso ancora niente, Piederoli. Vado avanti intanto perché così almeno faccio più uccisioni possibili. Avete trionfato sul nemico. Buono, Piederoli. Ho perso poca gente. Confronto a loro, 1500. Minchia.
Devo fare qualcosa, Piedroli, mi stanno facendo veramente diventare scemo. Anche inverno. Questo è tosto. Allora, qui andiamo avanti a conquistare, cerchiamo di prenderla questa. Intanto vediamo, proviamo a farla direttamente. Avrò delle perdite, ma almeno così mi rifaccio un po' delle vittime, insomma. No, solo ho avuto una perdita, ma va bene. Missione completata. Eliminare un generale in battaglia. Quindi adesso sono il signore di guerra più do il morale di tutte le unità di terra. Perfetto. Prima di salutarvi, Piadaroli, però vi ricordo anche gli altri progetti inerenti a Shogun, ovvero la campagna con il clan Chosu, ambientata nell'era della caduta dei samurai, Fall of the Samurai, e la campagna con il clan Hojo, ambientato invece nel periodo Sengoku Jidai, che praticamente è lo Shogun vecchio in buona sostanza. E in più le varie partite multigiocatore che faccio, che ogni tanto ne carico qualcuna, quelle più significative, dove posso insegnare un po' qualcosa anche a quelli un po' meno esperti. Un'altra cosa importante è la mia pagina di Facebook. Se mettete un mi piace mi potete seguire anche lì tutto quello che carico e anche le cavolatine varie su di me, eccetera. E poi una cosa importante è la mia mappa del canale che vi prego di continuare ad utilizzare per vedere anche gli altri progetti, sia nuovi iscritti che quelli vecchi che magari non hanno ancora visto qualcosa del mio canale, nei momenti di pausa tra un video e l'altro, che carico insomma. Se vi è piaciuto il video mettetemi un bel mi piace, così mi fate capire se com'è l'andamento, cioè com'è l'indice di gradimento dei miei video, e se mi ritenete un youtuber valido, se mi aiutate a farmi conoscere, condividendo su Facebook, Twitter e tutti i vari social network, Skype, eccetera, mi fareste un favore, ovviamente, se mi ritenete degno. Per cui per adesso vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, Piadaroli!